Ćao svem, ja sam Ines i dobrodošli u laboratorij bodočnosti. Tukaj z nami je gost Kristjan Tozoli. Ćao svem, ja sam Ines, tukaj z nami je gospod Kristjan Tozolin, dobrodošli na laboratorij bodočnosti. Buongiorno, puoi illustrarci in breve i contenuti del progetto che ha mostrato nel corso dell'ultima ora? Sì, ciao. Allora, mi avete chiamato a parlare di quelli che sono i pericoli della rete. I pericoli della rete che si diffondono sicuramente con quelli che sono gli strumenti che abbiamo tutti in tasca al giorno d'oggi, che sono i social network. Pericoli della rete non solo per i ragazzi, ma per tutte le persone che quotidianamente stanno di media, l'ho detto prima, in rete una media di 6 ore al giorno in Italia, quindi gran parte della nostra vita ormai si fonda proprio sul fronte del web e della rete. Stare attenti, avere attenzione a determinate problematiche, pericoli che ci stanno dentro è sicuramente il modo più giusto per affrontare invece quelle che sono le potenzialità che questa rete offre al cittadino e soprattutto a voi ragazzi giovani. E quali sono i consigli che si sente di dare alle generazioni più giovani, diciamo, in questo contesto? Allora, i consigli che mi sento di dare sono di fare attenzione innanzitutto a quello che si posta attraverso i social, perché una foto può sicuramente andare a inficiare poi un futuro lavorativo, come ho fatto vedere. Il consiglio più spassionato che vi posso dare è quello di costruirvi un personal branding, cioè una vostra identità, una vostra struttura sia nel campo lavorativo che nel campo dello svago, che vi possa poi portare a uno sbocco lavorativo che sia il meglio possibile per voi, ecco questo.